mistero d'amore, di gratuità e di bontà, che si rivela nell'aver chiamato Suor Benì, Suor Maria Giannina, Suor Ivona, Suor Marcellini, Suor Maria Morellini, Suor Fanarina sua, a stare con lui ed andare dai fratelli ad annunciare loro quanto è grande il suo amore. In questa celebrazione rivivremo l'onnipotenza di Dio che afferra delle persone e le lega a sé, perché possano essere nel mondo segno visibile della sua alleanza. Accogliere dal Signore il dono di castità, di povertà e di obbedienza significa offrire se stessi, perché Cristo continui oggi a manifestare il suo amore incondizionato per tutti con il voto di castità, la fiducia totale al Padre con il voto di povertà, la disponibilità alla sua volontà con il voto di obbedienza. Uniamoci con affetto nella preghiera a queste nostre consorelle per integrare dal Signore il dono della fedeltà alla chiamata alla vita religiosa e di saper manifestare a tutti la gioia di appartenere a Cristo. Siamo felici della presenza tra noi dei loro amici e consorelle. Invochiamo su tutti i presenti e su quanti sono uniti a noi spiritualmente abbondanti benedizioni di Lui. E ora ci mettiamo in piedi e con gioia accogliamo le nostre sorelle e i celebranti con un canto come su di noi. Signore,
Figlie carissime, voi siete già consacrate a Dio mediante il battesimo. Volete essere unite più strettamente a Lui con il nuovo e speciale titolo della professione religiosa? Sì, voglio. Volete vivere in castità per il regno dei cieli, abbracciare la povertà volontaria, offrire a Dio il dono della vostra obbedienza per seguire Cristo nella via della perfezione evangelica? Sì, lo voglio. Dio Onnipotente ve lo conceda con la sua grazia. Guarda, Signore, queste tue figlie che oggi, con la loro professione davanti alla tua Chiesa, vogliono consacrarsi a te, seguendo i consigli evangelici. Fa che la loro vita glorifichi il tuo nome e cooperi al mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Avvicinatevi dunque per fare i vostri doni nelle mani della superiore. Dio Padre, che mi hai consacrato a te nel giorno del battesimo, in risposta all'amore del Signore Gesù tuo Figlio, che mi chiama a servirlo più da vicino, e condotta dallo Spirito Santo che luce e forza. Io, Sor Marisalina Solerina, mi offro a te impegnandomi a vivere in comunione con le mie sorelle, nello spirito del nostro fondatore, confidando in Maria Santissima, in San Giovanni Battista, nelle mani della superiore provinciale Sor Maria Pina Borrelli. Faccio voto a te, o Dio, per un anno di povertà, castità e obbedienza, nella congregazione delle suore di San Giovanni Battista, secondo le sue costituzioni. La tua grazia, o Dio, e le preghiere delle mie consorelle mi aiutino ad essere fedele a quanto prometto. Dio Padre, che mi hai consacrato a te nel giorno del battesimo, in risposta all'amore del Signore Gesù tuo Figlio, che mi chiama a seguirlo più da vicino, e condotta dallo Spirito Santo, che è luce e forza. Io, Sora Gabriela Farnesura Zaffratelli, mi offro a te, impegnandomi a vivere in comunione con le mie sorelle, nello spirito del nostro fondatore, confidando in Maria Santissima, in San Giovanni Battista, nelle mani della superiora provinciale Sor Maria Pina Borrelli. Faccio voto a te, o Dio, per un anno di povertà, castità ed obbedienza, nella congregazione delle suore di San Giovanni Battista, secondo le sue costituzioni. La tua grazia, o Dio, e le preghiere delle mie consorelle mi aiutino ad essere fedele a quanto prometto.
Dio Padre, che mi hai consacrato a te nel giorno del battesimo, in risposta all'amore del Signore Gesù tuo Figlio, che mi chiama a seguirlo più da vicino, e condotta dallo Spirito Santo, che è luce e forza. Io sono per niente di vulnerarmela. Mi offro a te, impegnandomi a vivere in comunione con le mie sorelle nello spirito del nostro fondatore, confidando in Maria Santissima, in San Giovanni Battista, nelle mani della superiora provinciale, Sora Maria Pina Porelli. Faccio voto a te, o Dio, per un anno di povertà, castità ed obbedienza nella congregazione delle Suore di San Giovanni Battista, secondo le sue costituzioni. La tua grazia, o Dio, e le preghiere delle mie consorelle mi aiutino ad essere fedele a quanto prometto. Che mi hai consacrato a te nel giorno del battesimo, in risposta all'amore del Signore Gesù tuo Figlio, che mi chiama a seguirlo più da vicino, e condotta dallo Spirito Santo, che è luce e forza. Io sono Maria Vita Suor Malata, mi offro a te, impegnandomi a vivere in comunione con le mie sorelle, nello spirito del nostro fondatore, confidando in Maria Santissima, in San Giovanni Battista, nelle mani della superiora provinciale, Sor Maria Pina Porelli. Faccio voto a te, o Dio, per un anno di povertà, castità ed obbedienza, nella congregazione delle Suore di San Giovanni Battista, secondo le sue costituzioni. La tua grazia, o Dio, e le preghiere delle mie consorelle mi aiutino ad essere fedeli a quanto prometto. Dio Padre, che mi hai consacrato a te nel giorno del battesimo, in risposta all'amore del Signore Gesù tuo Figlio, che mi chiama a seguirlo più da vicino, e condotta dallo Spirito Santo, che è luce e forza. Io, Suor Benita in Zanahara Sposana, mi offro a te, impegnandomi a vivere in comunione con le mie sorelle, nello spirito del nostro fondatore, confidando in Maria Santissima, in San Giovanni Battista, nelle mani della superiora provinciale Sor Maria Pina Porelli. Faccio voto a te, o Dio, per un anno di povertà, castità ed obbedienza, nella congregazione delle Suore di San Giovanni Battista, secondo le sue costituzioni. La tua grazia, o Dio, e le preghiere delle mie consorelle mi aiutino ad essere fedeli a quanto prometto. Proteggi, o Signore, queste tue figlie affinché custodiscano intatti con la grazia i voti di castità, povertà e obbedienza che hanno emesse mediante la tua ispirazione.
sacro velo come segno della tua consacrazione a Cristo Signore e al servizio della Chiesa. Ricevi la regola di questa famiglia, osservala fedelmente per giungere alla carità perfetta. Ricevi questo crocifisso e impara da oggi a conformarti a Gesù Cristo, ricordando sempre le sue parole. Chi vuol seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce sopra di sé e mi segua. Ricevi il sacro velo come segno della tua consacrazione a Cristo Signore nel servizio della Chiesa. Ricevi la regola di questa famiglia, osservala fedelmente per giungere alla carità perfetta. Ricevi questo crocifisso e impara da oggi a conformarti a Gesù Cristo, ricordando sempre le sue parole. Chi vuol seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce sopra di sé e mi segua. Ricevi il sacro velo come segno della tua consacrazione a Cristo Signore nel servizio della Chiesa. Ricevi la regola di questa famiglia, osservala fedelmente per giungere alla carità perfetta. Ricevi questo crocifisso e impara da oggi a conformarti a Gesù Cristo, ricordando sempre le sue parole. Chi vuol seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce sopra di sé e mi segua. Ricevi il sacro velo come segno della tua consacrazione a Cristo Signore nel servizio della Chiesa. Ricevi la regola di questa famiglia, osservala fedelmente per giungere alla carità perfetta. Ricevi questo crocifisso e impara da oggi a conformarti a Gesù Cristo, ricordando sempre le sue parole. Chi vuol seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce sopra di sé e mi segua. Ricevi il sacro velo come segno della tua consacrazione a Cristo Signore nel servizio della Chiesa. Ricevi la regola di questa famiglia, osservala fedelmente per giungere alla carità perfetta. Ricevi questo crocifisso e impara da oggi a conformarti a Gesù Cristo, ricordando sempre le sue parole. Chi vuol seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce sopra di sé e mi segua. Ricevi il sacro velo come segno della tua consacrazione a Cristo Signore nel servizio della Chiesa. Ricevi la regola di questa famiglia, osservala fedelmente per giungere alla carità perfetta. Ricevi questo crocifisso e impara da oggi a conformarti a Gesù Cristo, ricordando sempre le sue parole. Chi vuol seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce sopra di sé e mi segua.
per la Chiesa e per tutti i suoi ministri, perché rinnovino ogni giorno il loro sì a Cristo, nel servizio generoso ai fratelli, e siano con la loro vita esempi a tutta la comunità. Preghiamo. Per tutti i consacrati a Dio, perché presentino a Lui come offerta spirituale il canto delle labbra e del cuore, il lavoro delle mani e della mente, le gioie e le sofferenze di questa vita. Preghiamo. Per le nostre consoli sorelle Suor Benì, Suor Maria Giannin, Suor Ivon, Suor Marcellina, Suor Maria Noelina e Suor Famiglie, che oggi si sono consacrate a Cristo Signore, perché possano vivere la vita in una continua offerta a Dio e ai fratelli, come il pane che si spezza ogni giorno per la vita del mondo. Preghiamo. Rianche mangiatri ite masna, rai sana kaspanai masna, piana kabina yana warftiaga na mandraksai, kamangata kamna wizahai bahamasimul piana kabina irehesa, tinzo ufkun rai manjeri izainaitana masfuandu, nana besi kulkulu, infaswa ganande manchale anapi azireu, anmeers pasalamana alfuana, pointini zireu niaskian fene nandarana. Preghiamo. Per tutti i giovani, perché diano un senso alla loro vita e si lasciano toccare dalla parola di Dio e scoprano il progetto che Lui ha su ciascuno di loro. Preghiamo. Per le nostre superiori, le formatrici, e per tutti coloro che ci hanno aiutate a camminare durante questo importante tempo della nostra vita. Che il Signore ricompensi tutti con i suoi doni e la sua pace. Preghiamo. Per noi qui riuniti a celebrare questo giorno della festa, perché il ricordo di ciò che il Signore ha compiuto per noi ci aiuti a formare una vera comunità fraterna e a venire incontro a chi vive nel bisogno. Preghiamo. Preghiamo.
presenza e per la vicinanza alle neoprofesse. Di solito noi concludiamo sempre con un momento di agape fraterna, quindi vi aspettiamo giù per condividere insieme la nostra gioia. Intanto auguri e facciamo un applauso alla